Una serie di incontri oggi con l'associazione Panathlon per iniziare, per educare i ragazzi e coinvolgerli su principi sani, no al bullismo, no alla droga, no al razzismo. Insomma, un istituto sempre attento a queste tematiche. Preside. Sì, senz'altro. Oggi siamo molto contenti perché abbiamo ripreso anche le attività per quanto riguarda i convegni in presenza, oggi per quanto riguarda la sede di Aragona, domani per la sede di Racalmuto. Abbiamo aderito con grande piacere a questo progetto, il Fair Play riparte dalla scuola, perché proprio riteniamo che dalla scuola bisogna ripartire per introdurre questi concetti fondamentali che sono il rispetto di sé e il rispetto degli altri. La scuola è preposta per la tutela dei diritti e per tutelare tutti coloro che si trovano in difficoltà, e quindi è giusto che la scuola riparta e che partecipi a queste iniziative, perché praticamente il Fair Play, come tutti sappiamo, significa gioco corretto, ma non è soltanto questo, e quindi giocare in maniera leale, ma è un concetto che possiamo applicare benissimo all'interno della nostra scuola e all'interno di tutte le scuole, perché sostanzialmente introduce dei principi e dei valori e degli ideali che sono fatti propri dall'istituzione scolastica, quindi quelli della lealtà, della tutela degli altri, della tolleranza, della non violenza, ed è chiaro che questi principi possono sicuramente aiutare e contribuire a emarginare i cosiddetti bulli e a tutelare i ragazzi dal cyberbullismo. L'associazione Panathlon oggi presente anche all'Ipia Fermi, insomma una sensibilizzazione a 360 gradi nei vari istituti scolastici. Oggi qui si discute di no al bullismo, no alla droga, no all'omertà, insomma principi sani e importanti per i giovani che dovranno affrontare la loro vita. Sì, questi sono principi fondamentali per la crescita dei giovani e il nostro obiettivo è parlarne attraverso lo sport per educare i ragazzi a una società migliore. È un progetto molto importante a livello internazionale, a livello nazionale, che noi di Agrigento stiamo cercando di propalare nelle scuole di ogni ordine e grado di Agrigento e la provincia. Devo dire con soddisfazione particolare, ma anche gratificazione per il fascino che hanno avuto questi incontri finora, che oggi con la presenza degli allievi dell'Istituto Professionale Enrico Fermi di Agrigento, di Aragona, abbiamo superato le 1000 unità, più di 1000 studenti hanno partecipato a questi incontri, siamo arrivati a metà del calendario e quindi siamo veramente orgogliosi di questo lavoro che stiamo facendo e della condivisione che stiamo riuscendo a ottenere. In questo desidero ringraziare tutti i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, primaria, secondaria e superiore, che ci hanno dato questa opportunità, e ringrazio anche gli studenti, perché attraverso il confronto con essi noi abbiamo imparato ancora qualcosa.